Bene, eccoci insieme anche oggi, dal 7 al 15 maggio in tutta Italia, quindi anche nel Veneto e nel Nord-Est, settimana nazionale della bonifica e della irrigazione. Ne parliamo con Giuseppe Romano, che è il presidente dell'Unione Veneta Bonifiche. Lo spirito della manifestazione è quella di creare un ponte, tra virgolette, informale di comunicazione tra l'opinione pubblica e i consorzi di bonifica. Quindi saranno tantissimi gli impianti aperti, quelli che spesso vengono definiti addirittura le cattedrali dell'acqua, data l'importanza e spesso anche la maestosità delle opere idrauliche. Poi ci sono passeggiate ecologiche, biciclettate, concorsi scolastici, convegni. E a proposito dei convegni, non sarà tanto un convegno quanto piuttosto una tavola rotonda, ma per il 18 di maggio è annunciato un importante evento, perché l'Unione Veneta Bonifica ed i consorzi di bonifica sigleranno 3, se non vado errato, accordi di programma con altrettante importanti realtà del territorio. Spieghiamo questa che è, dal punto di vista istituzionale e formale, sicuramente la parte più importante, anche se a 3 giorni, insomma, dopo 3 giorni dalla conclusione della settimana della bonifica. Sì, buongiorno a tutti intanto. Sì, credo sia una cosa estremamente importante, perché abbiamo pensato di rilanciare, l'abbiamo chiamato patto con il territorio, nel senso che credo che dopo quello che è successo in Veneto a novembre fosse importante far capire cosa... L'alluvione, che l'avesse dimenticato. Speravo, ecco. Per noi era importante capire la realtà della bonifica, la realtà dei consorzi di bonifica, che spesso e volentieri sono chiamati in causa solamente quando succedono tristi eventi e vengono un po' dimenticati nel momento in cui fanno il loro lavoro. Allora noi abbiamo pensato di fare questo tavolo rotonda chiamata appunto patto con il territorio, per il territorio, e in quell'occasione sigleremo importanti accordi con i lanci, con l'assessorato della protezione civile, anzi Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, ovviamente la delegazione veneta, con la protezione civile della regione del Veneto e con l'associazione delle province venete. In quell'occasione si farà un po' il punto della situazione e cercheremo di mettere le basi per una maggiore sinergia nel territorio e per il territorio. Ecco, accordo di programma per i più non significa nulla. Qual è la sostanza dell'intesa? La sostanza dell'intesa è che spesso e volentieri bisogna trovare quelle sinergie con le istituzioni. Pensiamo alla protezione civile, quanto importante è la protezione civile, ma quanto è altrettanto importante è che nell'operare nella concretezza, nella realtà, non ci si intralci nelle varie operazioni. Quindi capire chi fa una cosa, capire chi fa un'altra, capire come regolamentare determinati tipi di operazioni credo sia importante. Ecco, gli accordi servono per dare spessore e per dare funzionalità a queste cose che naturalmente succedono, ma che vengono poi codificate. Ecco, lei, come tutti, devo dire, i responsabili degli organi amministrativi dei consorzi di bonifica, è espressione della cosiddetta società civile, nel senso che lei è un imprenditore del settore agricolo. Ecco, che giudizio si fa di fronte ad una realtà nella quale bisogna fare degli accordi di programma per definire chi e cosa fare, o addirittura per scambiarsi i dati? Cioè, per uno che arriva dall'esterno, pare di vivere in un mondo di marziani, diciamo, dovrebbe essere normale tutto ciò. Diciamo che dovrebbe essere normale, noi le cose già le facciamo, ci diamo però delle regole, perché spesso e volentieri può succedere qualche piccolo imprevisto. Dobbiamo, ripeto, affinare, e l'affinare alcune cose è meglio per tutti se vengono regolamentate e citate. Ecco, non è che non vengano fatte, vengono affinate in modo migliore, perché credo sia importante. Ma l'importante non è solo affinarle meglio, ma è parlarci, riuscire a dialogare, avere gli stessi principi, ragionare per obiettivi comuni, e credo che questo sia una cosa estremamente importante. Per noi è un momento di rilancio indispensabile dopo la nuova legge sulla bonifica, che non dimentichiamo è entrata in vigore un anno fa circa. Quindi per noi era di fondamentale importanza riallacciare quei nodi che magari in talune situazioni, appunto con la fusione, erano un po' andati, non dico dimenticati, ma un po' messi da parte, perché la nuova bonifica, la nuova legge ha cambiato un po' alcune realtà del Veneto, anzi diverse realtà del Veneto oggettivamente.
È un momento in cui la Regione Veneto si sta molto impegnando nel campo della difesa idrogeologica, ciò oggettivamente portata da quanto è successo nel novembre scorso, anche poi diciamo col richiamo alluvionale tra virgolette di inizio anno, e anche sta comunicando quanto sta facendo in questo settore. Lei teme che finita l'emozione si fermi questa onda? Io spero di no. Cioè io spero, anzi il nostro auspicio è quello che, d'altronde l'abbiamo lanciato subito, una campagna che noi la chiamiamo di prevenzione, cioè noi riteniamo importante prevenire, e nell'importanza della prevenzione ci facciamo la nostra bandiera sia come Unione Nazionale delle Bonifiche, Unione Veneta delle Bonifiche, sia come ANBI, che è la nostra sigla nazionale, dove raccogliamo tutti i consorzi d'Italia. Noi pensiamo che sia importante la prevenzione, noi crediamo che diventi fondamentale non sprecare ad esempio l'acqua che c'è stata e non buttarla a mare. Credo sia indispensabile per noi quindi parlare di prevenire. Prevenire significa ragionare per tempo, perché poi succede, come spesso succede, che passati i primi 3 mesi succede un piccolo imprevisto e qualcuno si chiede: ma come? Abbiamo dormito in questi 3 mesi? No, non è che si abbia dormito, è che le strutture vanno pensate, vanno realizzate, vanno programmate, vanno affidate, e certamente non si possono realizzare in pochissimo tempo. Bisogna sempre dividere le problematiche in lavori urgenti, diciamo così, somme urgenze, e la programmazione. La programmazione di un territorio non si fa certamente in pochi giorni, la programmazione di un territorio si fa in anni, per cui il nostro auspicio, il nostro augurio è che le cose non vadano nel dimenticatoio, anzi siamo qui pronti, ecco anche perché rilanciamo questo patto per il territorio, per ricordarci spesso e per ricordare agli altri il lavoro che facciamo e la prevenzione che tutti quanti assieme dobbiamo fare, perché credo sia indispensabile la prevenzione. Prevenire è meglio che curare. È un proverbio, ma credo che funzioni bene, ma soprattutto prevenire è indispensabile per ridurre i danni poi, cioè è meglio investire gli stessi soldi che non pagarli in danni. Anche perché poi riparare costa generalmente molto di più che prevenire. Lei ha usato il termine più volte di prevenzione. Sì. Gli osservatori però, o almeno molti osservatori, hanno però notato come a fronte delle somme stanziate dallo Stato per le emergenze post-alluvionali, la Regione Veneto abbia tagliato proprio i fondi per la prevenzione e per i consorzi di bonifica. Non possiamo mica non nasconderci di fronte al fatto che siamo di fronte sicuramente a una crisi economica, che è importante. Ecco perché diventa indispensabile il lavoro che fanno i consorzi di bonifica e che fanno di comune accordo con la Regione. Ecco perché i consorzi di bonifica sono importanti rispetto ad altre realtà, perché i consorzi di bonifica, quel potere positivo, con l'autogoverno riescono a dare quelle risposte che il pubblico non riesce a dare. Noi siamo, passatemi il termine, delle aziende pubblico-private dove il nostro modo di fare, il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarci ci rende più snelli e ci dà quella possibilità di intervenire in modo diretto, in modo più vicino, in modo più veloce rispetto magari a qualche altra realtà. Però questa è la peculiarità dei consorzi di bonifica, che basta leggere qualche articolo sui giornali, a volte vengono maltrattati perché fanno pagare i tributi, ma i tributi servono alla manutenzione dei canali, servono alla manutenzione delle opere, perché le opere non basta solamente costruirle, bisogna poi manutentarle, perché la corretta manutenzione delle opere consente di poterle adoperare nei momenti di difficoltà. La settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione è un momento di festa, però insomma ci sono anche dei momenti di contrasto in questo momento, devo dire, con la Regione, vi dica se sbaglio. Proprio lei adesso ha parlato anche della contribuzione, insomma sono state notevoli le polemiche nei mesi scorsi. La Regione ha deciso di esentare dal contributo di bonifica tutti coloro che pagano, mi pare, fino al 16,53, ecco, se ricordo bene la cifra. La cosa è stata ed è ancora, diciamo, molto controversa, ma al di là del caso specifico era per arrivare a chiedere: lei ha l'impressione che con la riforma dei consorzi di bonifica i rapporti con la Regione stiano andando in un senso positivo o c'è ancora molto da lavorare? Beh, che ci sia da lavorare è indubbio, nel senso che il lavoro quotidiano è un lavoro che dobbiamo fare, soprattutto come Unione Bonifica, che abbiamo questo rapporto, stretto rapporto con la Regione, va sicuramente aumentato e migliorato, però abbiamo fatto notevoli balzi in avanti, notevoli passi in avanti nella collaborazione con la Regione, perché diventava fondamentale. Anche l'applicazione della nuova legge sulla bonifica ha creato delle problematiche e noi le abbiamo, di concerto con la Regione, di questo
credo vada dato anche alla Regione, di fare notevoli passi in avanti per trovare soluzioni ai problemi. Una risposta onesta, era più semplice però quando pagavano tutti, voglio dire, senza l'esenzione, visto che da quello è derivata anche una serie di problemi di rapporti con altre realtà, vale a dire coloro che si occupano di gestione idrica acquedottistica. La semplicità della cosa, cioè era più semplice, però credo che la difficoltà stia anche, oppure le grandi realtà si differenziano per momenti di difficoltà, quando le cose sono più semplici è più facile, ma noi risolveremo questa cosa, sono convinto che andremo avanti, anzi stiamo andando avanti perché abbiamo già pronti noi i piani di classifica, abbiamo già pronti tutto quanto e stiamo andando avanti per la strada data e dettata da una legge. D'altronde c'è una legge regionale e l'abbiamo applicata in tempi rapidissimi. Ecco, i piani di classifica sono una sorta di piano regolatore applicando il quale viene poi imposto il contributo a ciascun consorziato. A volte do per scontate determinati modi di parlare. Per concludere, 30 secondi per un invito a chi ci sta guardando a frequentare gli impianti della bonifica in occasione della settimana nazionale. Beh, il mio invito è quello di andare a verificare e a vedere il lavoro che i consorzi di bonifica nel Veneto fanno in modo silenzioso tutti i giorni, 365 giorni all'anno. La settimana della bonifica è un momento di, chiamiamolo, di apertura ancora maggiore dei consorzi, nel far capire, di trasparenza dei consorzi, nel far capire il lavoro che quotidianamente facciamo per la sicurezza idraulica nel territorio e per garantire l'acqua in momenti di siccità d'estate, perché i consorzi di bonifica non sono solamente non garantiscono la sicurezza idraulica, ma garantiscono anche l'acqua nelle realtà dove c'è necessità di averla. Grazie a Giuseppe Romano, Presidente dell'Unione Veneta Bonifica, e quindi occhio agli appuntamenti che dal 7 al 15 maggio anche nel Veneto interesseranno i 10 consorzi di bonifica che apriranno le porte alla popolazione, all'opinione pubblica più in generale, per un momento di confronto e di conoscenza lontano evidentemente dai momenti dell'emergenza. È adesso che è importante sapere. Grazie, alla prossima. Arrivederci.